Vediamo, ci siamo, non lo so, perché questo è live, quindi quando tutto è live, quando tutto è dal vivo e non si sa se poi le cose funzionano o meno, vediamo un pochino. Buongiorno, buonasera amici bellini. Questo è per chi lo vedrà dopo, perché magari YouTube non ha mandato la notifica, eccetera, eccetera. È ufficiale. È ufficiale, abbiamo perso 3-0 a tavolino, ci tolgono un punto per penalizzazione perché noi non volevamo andare, avevamo paura e quindi è giusto che sia ufficiale. E ne parliamo live. Ok, allora già sì che puoi bestemmiare. Allora, vediamo subito mettere le cose in chiaro. Ragazzi, mano a mano che entrate, lasciate un like così ci raggiungono tutti gli Juventini e facciamo una bella caciara. Riccardo Mellino, Fabio, Gennaro, Locux, Ale, Marukun, Francesco Francese, DJ Lomi, ancora, Sergio, Walter, Luca, Domenico, Marilena, Luca Esposito, Antonio Della Versano. Allora, ragazzi, grazie, benvenuti. Benvenuti, benvenuti, benvenuti. Ok, calma con con le parolacce, non le posso ripetere. Allora, lasciate mi piace. Siete già tantissimi, penso che stavolta facciamo il botto, con, ehm, con le visite. Allora, se siete nuovi di questo canale, vi invito ad iscrivervi, ma non per un fatto mio personale. Voi cliccate su questa cosa, cliccate sulla campanella per gli altri live che faremo e vi anticipo che questo canale di solito parla di approfondimento tattico. Io sono un tifoso del Napoli, Valerio Fluido da New York. Voi vedete, ho fatto una nuova immagine di sfondo. C'è il Vesuvio, ma c'è anche New York, vedete? E quindi, insomma, ci sono anche gli amici bellini abbonati, Gabriel e Francesco, benvenuti, vi vedo belli verdi con il cin cin, perfetto. Perfettissimo, allora vediamo di capire un pochino. La Lega non segue nemmeno le sue regole. Lo so, Narcos. Allora, cerchiamo di. Perché mo io ho deciso di andare live così, ma le notizie si inseguiranno. Il centro direzionale, esatto, esattamente. Stai guidando, France? Allora guida tranquillo, sentimi, non guardarmi e poi ne parliamo pure con calma. Mark Basile, un bacio all'amico Mark, che è un cantante che voi non avete proprio idea. Elpidio, niente di che, la sentenza arriva solo e dico solo sulle risultanze degli arbitri. Il palazzo dei Cisalpini non si prende la responsabilità di metterci una riga di suo. Ciao Angela. Molti sono nuovi e molti riconosco il nome. Allora, ragazzi, niente di straordinario, nel senso che ce lo potevamo aspettare sotto il punto di vista del famoso precedente, no? E tutti quanti l'abbiamo detto, nel momento in cui succede il precedente, la Lega, la Federazione, l'Italia non può permettere che poi dopo un domani si continua a fare così e il campionato si ferma, il che non sarebbe nemmeno una cosa sbagliata probabilmente perché le positività si stanno susseguendo a perdita d'occhio, cioè una dietro l'altra. L'ultima che ho letto è quella di McKennie, un altro giocatore della Juve. Voi perdonerete perché qua perderò la voce, già lo so. Giada. Vedo la roba dei pagliacci, qua. Pagliaccio poi tra l'altro è il nuovo termine che usano un po' tutti. Il nuovo rosicate, invece di scrivere rosicate, scrivono pagliacci napoletani. Ma vedremo. Alberto, ma manco sono sorpreso, le mani di questo sono tutte Allora, Gabriel, sì, infatti non siamo sorpresi e anche l'avvocato Grassani del Napoli ha detto tranquillamente, noi questo era un tempo tecnico, logico che loro ci dovevano mettere, noi poi nel frattempo ci stiamo preparando per il ricorso. Il ricorso scatta in automatico. Da quello che ho capito, e voi mi farete sapere nei commenti anche successivamente, perché poi si sapranno notizie nuove, da quello che ho capito la Juventus non farà controricorso nel caso in cui il Napoli faccia ricorso e lo vinca. Questo è quello che ho capito e voi mi potrete dire se ho ragione o meno. Il Napoli sicuramente, sì Angelo, il Napoli sicuramente farà ricorso e io credo che lo vinciamo perché
la situazione è ovvia ed evidente. Quelli che continuano a dire ma due positivi solamente, l'Inter ne ha sei, il Milan, la Juve stessa, perché adesso faranno il paragone con la Juve stessa. Manca Ronaldo, manca McKennie, due positivi come Elmas e Zielinski e quindi loro diranno noi andiamo a Crotone a fare il derby col Crotone perché noi siamo seri, eccetera, eccetera. Non funziona così perché la causa di forza maggiore che fa scattare il blocco dell'ASL è ovviamente il fatto che il Napoli aveva incontrato il Genoa, che si è rivelato un focolaio. Questo è quello che voi vi dimenticate sempre o fate finta di dimenticarvi. Io oggi ho sentito sulla radio ufficiale, mi pare che fosse Tardelli e un altro Goria che continuavano a dire no, il protocollo, il protocollo che loro continuano a dire lo dice chiaramente che nel momento in cui c'è una causa di forza maggiore l'ASL ovviamente ha diritto di metterci il veto perché l'ASL è come la polizia, è come il governo, è come i vigili del fuoco. Quando loro dicono qualcosa, un ente privato come la Lega, come la Federazione, non hanno ragione di dire niente di suo. Quindi hanno ragione loro. Perché? Perché se il Napoli avesse contravvenuto alla decisione dell'ASL sarebbe stato legalmente punibile con multe, con arresti, non lo so perché non mi intendo di legge, ma ovviamente andavi a contravvenire a un diretto obbligo e non potevi farlo così. Cosa che è successa con la Juve, adesso poi vi leggerò tutti, però fatemi concludere questo punto che è importante. La cosa è successa con la Juve perché quando la Juve è in bolla e quindi è in isolamento fiduciario e i giocatori devono aspettare il secondo tampone per essere liberi, eccetera, eccetera, Ronaldo che fa? Fa la scenata e invita un vero e proprio ammutinamento. Quando lo facciamo noi si parla di ammutinamento ai giornali, ma alla Juve non si è detto. Ronaldo lascia, invita gli altri a lasciare e rompe la bolla. Come si comporta la Juventus che seguono sempre le regole? Ed è vero, come si sono comportati? Hanno denunciato i propri giocatori all'ASL competente di Torino. Perché? Perché se ne devono lavare le mani, non devono essere responsabili di una violazione del protocollo dell'ASL. E allora loro cosa fanno? Denunciano. E quindi ci dovrà essere un'indagine, una sentenza a seconda dopo, quando si dovrà valutare perché questi si sono permessi di lasciare. In aggiunta, dopo la positività di Ronaldo, che avviene in nazionale quindi in Portogallo, guardate la storia come si intreccia di cose pazzesche, Ronaldo lascia il Portogallo e si trasferisce di nuovo in Italia a Torino. Perché? Perché in Portogallo la quarantena obbligatoria è di 14 giorni, mentre a Torino, in Italia, adesso è di 10. E quindi lui si presuppone che il prossimo tampone sarà negativo perché lui è superuomo e noi glielo auguriamo, figuriamoci. E quindi cosa succederà? Succederà che lui può ritornare abile e arruolabile prima. Solo che io non capisco perché lasciano partire un positivo. Una cosa è che tu stai aspettando il tampone e quindi rompi la bolla, ma sei potenzialmente negativo e quindi hai solamente una multa. Ma quando tu sei positivo che fai? Viaggi. Ma solamente perché hai i mezzi a disposizione e quindi puoi avere un'aeroambulanza privata e quindi non incontri nessuno, ma un positivo che viaggia, fa un viaggio internazionale, mi risulta strano. Comunque. Leggete la sentenza, vediamo un pochino. Siete tantissimi, ragazzi. Lasciate qualche mi piace in più perché siete tipo 100 in questo momento, 195 e vedo pochi mi piace. Fatemi questo favore personale. Voi lo sapete, il modo in cui mi potete supportare è qui sullo schermo. I mi piace pure vanno bene. Allora, la violazione del protocollo prevede solamente il 3-0 a tavolino, la sentenza prevede anche il -1, quindi è per violazione di codice sportivo, quindi non sia stata riconosciuta la forza maggiore. Esatto, Giovanni, questo è in soldoni l'ufficialità della cosa. E ci sta tutto. Io quello che vorrei mettere diciamo, in evidenza è che ci sta pure che la Lega faccia così, perché loro come ente privato in questo momento stanno non valutando l'imposizione dell'ASL e dicono voi a prescindere voi avete violato una cosa, nel senso non vi siete presentati arbitrariamente e quindi loro per forza di cose devono reagire così, perché altrimenti ognuno si può non presentare
e finisce che se ognuno poi non si presenta il campionato non finisce. Sono tutte, come si dice, motivazioni economiche, perché sennò si blocca tutto, eccetera, eccetera. Quello che poi non capisco è perché tutto il resto del paese e tutti gli altri lavori si bloccano e nessuno può dire niente, mentre il calcio deve andare avanti perché gli interessi economici ci sono anche nel teatro, nella musica. Io sono musicista, non posso suonare, non è che posso aprire i locali e andare a suonare, devo starmi a quello che dice il governo. Ciao Bepi, benvenuto. Allora, mamma mia, che giornate che saranno. No, ma sì, ci sarà sicuramente il ricorso al 100%. Comandano loro in Italia, Agnelli e Ivelin. È brutto dirlo, però come si dice? Il comportamento della Lega già nel non rispondere al De Laurentiis quando De Laurentiis li contatta. Loro ritardano la decisione nel dire che si gioca a prescindere. La Juventus nel frattempo fa i tweet: siamo pronti, siamo in campo, stiamo facendo il riscaldamento. Queste sono cose anche brutte da vedere che nel mondo poi ci sono stati poi abbiamo fatto una brutta figura internazionale a prescindere, a prescindere. Ciao Valerio, lo accetto, ma adesso non voglio vedere nessuna partita rinviata se non ci sono minimo 10 positivi. Franco, hai ragione ovviamente. La vergogna non è solo la decisione, ma soprattutto che il regolamento fa acqua a tutte le parti. Esatto, Ponks 19, perché ovviamente i protocolli si fanno quando c'era una situazione. Adesso la situazione a livello di positività è cambiata. I numeri sono risaliti tutti quanti, allora tu questo protocollo lo devi rivedere. E il caso Genoa è stato quello che ha fatto scattare questa cosa qua, perché si sono resi conto che il protocollo così come è al momento non garantisce che tu non vai a giocare contro un focolaio, perché c'è il tempo di incubazione, perché si pensava che evidentemente si potesse gestire, ma dipende da come le squadre, ognuna di loro, gestisce anche lo spogliatoio, gestisce come ti vai a fare la doccia, quante volte ti lavi le mani. Ci sono positività dove per esempio il Milan ha avuto Ibra, evidentemente sono stati bravi a trovarlo subito, sono stati più bravi a isolare immediatamente e a fare in modo... Dipende anche dalle strutture, probabilmente una struttura come l'Inter e come il Milan c'è più facilità di fare questa cosa qua, mentre il Genoa non è stato in grado. Ora dobbiamo anche ipotizzare che il Genoa si sono tra di loro tutti quanti infettati, è immaginabile così, però potrebbe anche essere che ognuno di loro se l'è preso privatamente andando a cena o andando alle feste. Questo è così. Allora, siete tantissimi, sarete tantissimi. Tyson o criminale, la Lega non ha valutato il focolare. Esatto, esatto, ma quello è il punto che tutti quanti fanno finta di dimenticarsi. Ma è così. Va bene così, però mi fa il punto di penalizzazione. Sì, Francesco, ma il ricorso dovrà intervenire perché io non credo che possa finire qua. Non credo assolutamente che possa finire così. Anche perché al tempo del protocollo i contagiati nel calcio si contavano sulle dita della mano. Esatto, adesso è un'ecatombe. Esatto, Bepi, questo è il punto. I protocolli devono essere documenti vivi, si chiamano, nel senso che devi cambiarlo a seconda del cambiamento della situazione generale. Voglio, qua è un fatto globale, planetario. Non si può fare, non si può fare. E come dice Gabriele, punizione per avere in stima la salute. Noi dovevamo avere una medaglia al valor civile. Perché? Perché nel momento in cui il Napoli decide di accettare il blocco dell'ASL, sa che va incontro al probabile 3-0 al tavolino e va incontro al probabile punto di penalizzazione, lo sa. E può essere pure che l'azienda privata Lega Calcio si impunta e dice non vogliamo sapere niente, è così, dovete rispettare quello che diciamo noi perché a noi non ce ne frega proprio, è una cosa privata. Vabbè. Nel momento in cui è così, il Napoli ha deciso semplicemente di anteporre quella che è la legge italiana, cioè lo Stato, cioè l'ASL, a quella privata della Lega. Si può biasimare? Io credo di no, credo che siamo stati, come si dice, responsabili perché il pericolo c'era. Poi fortunatamente, noi non volevamo che avere anche noi un focolaio che scoppiava, ma fortunatamente non potevamo mai saperlo. Nel momento in cui non c'erano i tempi tecnici per capire le altre positività e i risultati degli altri tamponi,
se non andavamo praticamente ad infettare tutta la Juventus, gli alberghi, gli aerei, il personale dell'aereo, eccetera, eccetera. Allora, vediamo un pochino. Ora giocheremo ancora più agguerriti contro la succursale Atalanta. Giuseppe, spero proprio di sì. Cosa sarebbe successo se il Napoli fosse partito? Sarebbe successo che quando poi uscivano i vari Ronaldo, adesso McKennie, poi non lo so, i tempi bisognerebbe essere veramente disonesti se poi dite ah ce l'avete infettato voi, ma ne abbiamo sentite talmente tante che non mi sarebbero nemmeno non mi sorprenderebbe una cosa del genere. Il ricorso non servirà, purtroppo ci comandano loro. Io credo un'altra cosa, che molti anche su questo canale me l'avete detto e io concordo. Sono quasi, sentitemi bene, sono quasi contento se il ricorso lo perdiamo e ci lasciano il 3-0, ci lasciano il punto di penalizzazione perché abbiamo visto che con Mertens a Firenze il Napoli ha avuto un campionato dove non ci davano un rigore nemmeno se li sparavano in aria. Voglio dire, non si può pensare che era tutta una coincidenza. De Laurentiis ha fatto la sfuriata che le fa male. Io non sono l'ultimo difensore di De Laurentiis, non sono mai un difensore di De Laurentiis. De Laurentiis fa la sfuriata singola. La sfuriata singola non serve, tu devi fare il dossier con una calma di Giobbe, devi dire attenzione, dobbiamo essere rispettati, eccetera, eccetera. Ma non devi dire andate a pelare le patate, perché poi quelli che sono un gruppo privato si arrabbiano e dicono aspetta, se c'è il dubbio al Napoli non glielo do e alla VAR la spengo. E l'abbiamo visto perché voglio Mertens a Firenze è stato quello che ci ha rovinato poi tutto, al di là di Ancelotti, ci ha rovinato tutto il campionato perché proprio con l'Atalanta che ci stiamo arrivando ricordiamo quello che è successo, cioè Llorente abbattuto, falli di mano, gambe tese alte in faccia a Cagliacone, è successo di tutto e hanno fatto finta di niente. Quindi nel frattempo vi dico per quelli che sono iscritti da tanto tempo e sanno di cosa parlo, che Moschella mi sta scrivendo in privato, e voi sapete Moschella chi è un grandissimo giornalista amico nostro e del canale, sul fatto di Mertens, esatto, dice anche lui, ho pensato che forse ora è meglio pagare, così abbiamo levato di mezzo i debiti, dice lui. Il top sarebbe che si andasse ai playoff e poi dopo metterglielo vincere, faccio una traduzione Antonio, faccio una traduzione e vincere poi ai playoff, ma lo sapete il pallone è rotondo, si sa tutto, ci sono state battute fatte più o meno interessanti, sai, De Laurentiis che risponde Ronaldo positivo, andiamo a giocare subito, adesso siamo pronti, giustamente, ma le battute ci stanno e le dobbiamo fare perché ricordiamoci che è sempre un gioco e il gioco dovrebbe venire poi dopo diciamo le cose serie della salute eccetera eccetera, però non è facile. Allora, grande Moschella, esatto. Max di Napoli, primo grado, non andrei più in trasferta, solo in partite in casa o in regione. Shiniyasha. Ma sì, questa è un'altra cosa importante perché l'ASL di Napoli, intervistato sul punto nello specifico, ci dice anche che se il Napoli non avesse dovuto fare la trasferta e si fosse giocato a Napoli, probabilmente si poteva fare e anche la trasferta in connubio col focolaio Genoa che creava più problematiche per gli spostamenti, per le altre cose. Una cosa è giocare in casa, è una cosa. E infatti molti dicevano, mo l'Inter deve giocare, ma l'Inter e il Milan non devono partire. Partono dalle loro due bolle, si incontrano, si mettono le mascherine e stanno a posto. Meglio adesso ci mangiamo sì, meglio adesso, meglio adesso. Non succede che non succede, ma se succede immagino la soddisfazione con 4 punti in me. Sì, lo so, io però voi lo sapete ragazzi, quelli là hanno il diavolo dalla loro, hanno il diavolo proprio tifoso loro, quindi non succede mai che è capace che vengano campionato con 2 punti di vantaggio, cioè. L'anno scorso sono arrivati a -1 l'Inter e le possiamo raccontare alcune decisioni un pochino strane, quindi Gianfranco De Laurentiis, sì, mi unisco Fabio, mi unisco al cordoglio, ne ho sentito ieri parlare, ne parlavano bene anche
il venerato faceva dei ricordi e mi unisco al cordoglio per Gianfranco De Laurentiis. Attendiamo con ansia le parole di De Luca, anche questo è vero. Ricordate, c'è sempre la FIFA europea, forse nella Juve starei attento a ciò che fa, potrebbe far incazzare qualcuno. E Raffaele pure hai ragione, perché alla fine poi quando si tratta di andare in Europa sappiamo che sono meno tutelati sotto questo punto di vista, sono altre le squadre più potenti, perché poi diciamoci la verità ragazzi, e non è solamente una cosa italiana, nell'Italia la Juve è più potente, c'ha in mano i giornali, c'ha in mano gli sponsor eccetera eccetera e quindi sono più tutelati. Quando vai in Europa vediamo un Barcellona con quello che spinge da Koulibaly addosso a Demme e nessuno dice niente, il VAR e non se ne parla nemmeno. Allora sono anche loro più tutelati in Europa come il Real Madrid, come altre squadre. È evidente che poi loro vanno in Europa e dicono ma voi non siete, fatevi un'altra finale se ci arrivate, altrimenti uscite con il Lione, fondamentalmente. Francamente non capisco, ma la Juve mi sembra non abbia rispettato l'isolamento fiduciario, giocatori che vanno e vengono dalla nazionale e loro non si fa nulla. Raffaele, hai ragione. Il problema è questo, è che anche quando loro hanno in diretta, no? Con le domande di Piccinini e Agnelli, che non sapeva che dicere, bello e buono si è inventato questa storia, e evidentemente il Napoli che non ha rispettato i protocolli e quindi l'ASL è intervenuta. Non è così, loro si sono inventati questa cosa perché era evidente che la causa di forza maggiore c'era e quindi questo 3-0 a tavolino che loro volevano a tutti i costi perché è meglio che ci pigliamo adesso e poi si vede perché quel vincere è l'unica cosa che conta, lui ha cominciato a creare questa cosa e quindi allora Zielinski è andato in giro oppure Mertens invece di aspettare il tampone è praticamente andato a cena e non si fa così, non è vero, non era vero, erano fake news buttate in pasto a Sky e ai tifosi di Sky e non è proprio così. E anche se fosse nel momento in cui si rompe questo isolamento fiduciario non c'entra più la Lega, è una roba del governo che loro poi devono multare e devono fare delle cose perché si viola il protocollo sanitario, non si viola il protocollo calcistico della Serie A, questo è il problema. Quindi a loro non ci sono punti di penalizzazione o partite da perdere a tavolino, loro hanno multe e va bene così, che se ne fottono assai. Ronaldo si ha da pagare 1000 euro di multa, non se ne frega niente, fa quello che vuole. Il Napoli invece viene punito perché non parte e non fa la partita. Attenzione Luigi della vecchia donazione. Luigi, tu sei sempre un grande maledetto che non sei altro, ti voglio un bene dell'anima. Fatemi fare lo screenshot e fatemelo comparire perché lo merita. Luigi è uno degli amici bellini che supporta di più il canale proprio a terremoto e quindi grazie mille Luigi. Concentrarsi sulla prossima partita e cercare di vincerla, questa è l'unica risposta che possiamo e dobbiamo dare. Caro Luigi, io ti lascio qua, ma proprio senza proprio problemi ti lascio qua e ti rispondo. Io stavo cercando di organizzare una live, non so se potevo fare una live, ma comunque un video con uno youtuber atalantino per parlare di tattica, perché voi lo sapete che io qua amo parlare di tattica, tutta questa storia dei tamponi mi ha fatto una pancia così, non ce la faccio più e volevo fare un bel approfondimento tattico per quanto riguarda l'Atalanta e probabilmente lo farò a prescindere, domani o venerdì massimo facciamo delle ipotesi tattiche, ci sono tante cose da dire e le affronteremo. Secondo me il Napoli, ora a prescindere dai moduli e dai giocatori in campo, come dice Luigi, ci andrà incazzatissimo e può essere che facciamo ancora più gruppo e ancora più squadra contro i soprusi. Che poi riusciamo a superarli e a vincere le partite, questo non lo so, perché la palla è sempre rotonda e oltre alla rotondità della palla ci sono sempre i giudici supremi che non puoi. Però almeno io credo che vedremo la garra, che vedremo una squadra incazzata che ci proverà a tutta forza. Fabio, grazie anche a te, non mi fai la domanda, però mi fai la donazione, quindi anche tu meriti un scrisciottino che mettiamo anche lui in sovraimposizione, come si dice? Sovraimpressione, ecco. Voi dovete anche perdonarmi che io ogni tanto dimentico l'italiano, ma è una questione molto semplice. Vivo a New York, non tutti lo sanno se siete nuovi.
vive a New York, quindi il 90% della mia giornata parlo in inglese e poi accendo la telecamera e devo parlare in italiano a getto. Nonostante abbia vissuto la maggior parte della mia vita in Italia e a Napoli, ogni tanto le parole mi vengono meno, si imbroglia la lingua e non fa niente. Però voi siete carini, lo capite e andiamo avanti così. Grazie per il caffè, Fabio. Qua il caffè, io comunque questi li metto in un carosello e mi compro il caffè e lo faccio io con la macchinetta perché qua il caffè per strada costa $10 e fa schifo, quindi non va bene proprio. Allora, il 3-0 d'ufficio non implica i 3 punti persi o no? Sì, nel senso Crazy Act è un punto di penalizzazione, tu non perdi 3 punti, fai conto che hai perso la partita, quindi fai 0 punti più il -1. Quindi noi che avevamo vinto 2 partite, eravamo a punteggio pieno con 6 punti, in questo momento abbiamo vinto con Parma e Genoa e ci troviamo a 5 punti. Evviva! Evviva! Tutto lo sforzo fatto, tutto inutile. Le parole in curva, esatto, Bepi. Valerio, io sono in Brasile adesso, abitando a New York pure, finita la pandemia ti vengo a trovare. Gabriel, non vedo l'ora, veramente non vedo l'ora. Io poi, appena si potrà viaggiare, io un giro a Napoli me lo devo fare. Ha già salutato a mamma. Voi capite quello che significa salutare a mamma e devo assolutamente farlo. Però ci vorrà un po' di tempo perché si deve capire anche la questione del viaggio, dei visti. Non è facile, credetemi. Io ho sempre detto, se avete la possibilità, trasferitevi. New York è grande. In questo momento vi dico. Non lo so, state a Napoli, vedete che forse si sta meglio. Ci stava la sconfitta a tavolino, il punto in meno è una cagata pazzesca, S3N6, io sono d'accordo con te, purtroppo scatta in automatico, a quanto ho capito è una pena per evitare proprio, ma questo per evitare anche che nelle altre categorie succeda. È ovvio, non succede mai in Serie A che una squadra non si presenta se non ci sta un motivo vero. Mi sembra assurdo anche dirlo, ma non ti presenti di che? Perdi, è normale che perdi, non funziona così. We are la rovina del calcio, nuovissimo hashtag della Lega. Serie A uguale Agnelli, ricordo bene in un video stavo cucinando le melanzane, buone Ponks, l'importante con le melanzane è spugnarle bene, cioè farle rilassare bene con un sacco di sale e carta sopra perché sono piene d'acqua, specialmente qua. A meno che non compri quelle là che loro chiamano eggplant, Italian eggplants, che sono più piccole e hanno meno acqua. Questa è una parentesi di che io mi sto imparando a cucinare buone ed è importante specialmente quando stai qua, altrimenti meglio mangiare il sushi. Allora, se il Napoli vince il ricorso arriveremo settimi e ottavi. Fabio, capisco quello che dici e ci sta. Perché poi ce la fanno pagare. Francesco Esposito, un altro di quelli che scrive sempre, il punto di penalizzazione è una pena accessoria, quindi è stata messa comminata dal giudice. Esatto, è una roba che scatta in automatico. Spero non siano contenti di questi 3 punti. Vinci Russo, sono contentissimi, non pensarci nemmeno. Loro proprio, sotto questo punto di vista, c'è gente, pure tra gli interisti che ho letto, noi lo scudetto di cartone non lo vogliamo calcolare. Questi si calcolano anche gli scudetti che gli sono stati tolti. E l'ultima notizia che ho letto è che loro faranno di tutto per riavere quegli scudetti, cioè ricorso al TAR negato, tutti quei ricorsi che hanno fatto, hanno sempre pigliato in faccia o pala. Loro vogliono continuare a fare ricorso perché non vogliono sapere niente, rivogliono quegli scudetti che continuano a esporre in barba alle decisioni dei giudici, eccetera, eccetera, e continuano a fare così. Ti ho offerto un caffè di domande e commenti ne faccio a quantità industriale? Assolutamente, Fabio, lo so, mi ricordo di te. Adesso la Juventus deve essere penalizzata perché Penaldo ha lasciato la quarantena. Ferrari purtroppo non funziona così perché lasciare la quarantena significa multa, non significa penalizzazione. Violare il protocollo non significa penalizzazione in questo momento, cioè violare la famosa bolla che è stata inventata per questo protocollo
non significa perdere punti o avere penalizzazione, almeno per quanto ne so io. Poi dopo, se, se questo poi comporta che loro poi non vogliono partire e dicono noi non partiamo perché Ronaldo è positivo e quindi c'è il pericolo di una cosa e si inventano un secondo caso Genoa che non sussiste, allora lì ci potrà essere poi l'intervento ed eventuali penalizzazioni o sconfitte a tavolino. Allora, pensavo di arrabbiarmi dopo sta live, sono più tranquillo. Ma sì, Gabriele, perché non ci potevo. Io ero quasi. Speravo dentro di me una decisione un pochino più di buonsenso, di logica, no? Perché è stato chiarito il perché. È stato chiarito che non è che ADL ha chiamato all'ASL. ADL chiama l'ASL per dire questa è la situazione. Ci sono usciti questi due positivi, che si fa? Dopodiché ADL contatta la Lega, non lo rispondono. DL contatta Agnelli per dire che vogliamo fare, vuoi rimandarla o ci vuoi far venire per forza con i rischi così? E quello dice no, noi ci atteniamo, noi dobbiamo scendere in campo anche perché in borsa ci guardano, perché ricordiamoci anche questo, Ronaldo positivo, crolla la borsa, loro come rispondono? Noi prenderemo gli scudetti che ci hanno tolto, andremo in tutti i tribunali perché per tranquillizzare la gente in borsa, perché ragazzi qua parliamo di miliardi di euro in giro che praticamente loro hanno investito e non ritornano perché la Champions non la vincono, quindi questo è il problema. Allora, ragazzi, lasciate più mi piace per favore, vi voglio bene, grazie, così siamo di più, siamo già tantissimi e iscrivetevi al canale perché lo sapete, io poi vi farò degli approfondimenti poi successivi e vi spiegherò per punto e per filo e per segno come anche altri youtuber hanno fatto in pro e in contro per spiegare. Ce n'era uno che praticamente io ho anche invitato, io faccio il nome, non c'è problema, Simone Avsim, io feci un doppio video con lui per parlare di tattica, volevo sapere se Dybala stava bene, se la Juve continuava con il 3-4-1-2, se giocava Morata, abbiamo fatto una bella discussione così. Dopodiché lui come fa anche negli altri video, a me dispiace dirlo, però comincia bene e poi scade e la juventinità lo prende e compare, esce da tutti i pori. Non puoi dire che il Napoli doveva presentarsi con la primavera, dimostri di non approfondire le regole. La primavera aveva giocato il giorno prima, non si può fare. Allora poi anche i suoi iscritti, quando sconfina e dice cose del genere, poi gli dicono ma che stai dicendo? Ed è meglio evitare di creare poi dei precedenti. Io quando faccio un video devo portare avanti con coerenza quelle che sono le regole. Se una cosa non lo so, la dico, la chiedo a voi perché molto spesso nei commenti c'è gente che l'ha approfondita, l'ha studiata, c'è gente competente e quindi va bene così e sono pronto a fare marcia indietro. Quello che alcuni altri non fanno marcia indietro, portano avanti un discorso che non sta in piedi pur di tenere il punto e vabbè, sono scelte, non è che uno poi lo so, Solid Snake, hai ragione, io non lo so, speravo, dentro di me speravo in un pochino più di obiettività, ma è complicato. Io per primo so di non essere 100% obiettivo. Quando il Napoli è in campo e vedo un falletto di mano, io grido e dico attenzione, mi devi dare il rigore, eccetera, eccetera. Poi me lo guardo e se vedete poi il post partita, la mia analisi diventa più fredda e più oggettiva. A caldo è ovvio che io voglio che la mia squadra venga difesa e porti avanti il risultato. Poi dopo a freddo devi essere obiettivo, ti devi calmare, anche perché, e vedrete, voi che siete nuovi del canale, se andate a vedere le reazioni sono una cosa, poi c'è il post partita che è molto diverso, si fa l'analisi tattica, si fanno le lavagnette, è roba bella. Allora, fatemi un attimo bere e vi leggo tutti. Agnelli è disposto a fare ricorso anche al tribunale interstellare con De Luca come difensore. Guardi giudice, il mio cliente, oltre a essere esperto di palle e palloni, intende impugnare la causa. E questa è la grandezza dei miei subscribers che, oltre ad una dialettica che gli altri se la sognano, perché io sono veramente un cin cin virtuale con voi, vedete il verde come diventa? Perché io sono contentissimo. Quando ho cominciato il canale c'era un po' di schifezza, gente che insultava.
cancellati, sono andato avanti per la mia linea, si è creato un organico naturale di gente di una cultura straordinaria e ogni volta che leggo un commento mi arricreo la palla e mi posso permettere di usare dei termini e delle espressioni così come mi arricreo la palla, palle e palloni, perché so che voi capite da dove viene questo mio modo di parlare e so anche che riconoscete un certo linguaggio e un certo lessico che viene dalla cultura. Se la gente non ha cultura, ma come volete pensare di avere un dialogo che poi si fondi e si basi su una logica? Non c'è. Allora invece uno che studia, che ha studiato, poi dopo ognuno ha le sue competenze, io mi occupo di musica e mi piace il calcio, e va bene così. Gli altri, magari qualcuno sia esperto di virus e parli di virus, esperti di cucina e parli di cucina, va bene così. Ho fatto un mini dissing, non è un dissing, è un mini bragging. Bragging in inglese significa quando ti vanti di te stesso, abbiate pazienza. Gianni Cosenza, attenzione! Attenzione, fatemi fare uno screenshot perché io non sono organizzato alla grande con le live dove le donazioni arrivano belle in primo piano, mi devo organizzare, ma posso farlo così, diciamo in automatico, e mettiamo Gianni Cosenza qua. Grazie per il supporto, amico mio. Non ricordo tanti commenti da parte tua. Fallo, io rispondo a tutti. Vedo però, quella è una maglietta rossa col Napoli, vedo lo stemma del Napoli, non lo so. Ti ringrazio comunque. Ti farò una bella donazione ai 3000. Grazie Gabriel, ma tu già sei abbonato, non ti preoccupare proprio. Valerio, fai anche live su Twitch suonando il basso. Fabio Calimero, su Twitch mi sono iscritto tempo fa, ma perché avevo un canale, ho ancora un canale di gaming che si chiama Fluidzot, è il canale di gaming dove gioco, il Twitch è un po' più per il gaming secondo me, poi ho mollato, mi trovo meglio su YouTube, è difficile per me, almeno era difficile per me stare appresso a tutte le piattaforme, poi è successo la pandemia e probabilmente potrei anche cavarmela ad aprire tutte le cose, però piano piano mi sto organizzando, c'è Instagram dove potete seguire, cerco di mantenere un contatto con tutti voi il più possibile. Poi gli abbonati hanno anche la possibilità di Telegram, quelli che comprano il merchandising, apro Telegram a tutti, è un canale privato dove facciamo delle anticipazioni e poi tutto diventa gratis e disponibile al pubblico sul canale YouTube. Ricordo anche ad altri, questo canale YouTube Caffè Napoli 1926 nasce da un'amicizia di alcuni altri amici, Andox Cicco e Giuseppe Fontana, che hanno poi fondato la pagina Instagram di Caffè Napoli, la pagina Facebook, e loro curano le altre piattaforme. Io non posso seguirle tutte, ci siamo divisi i compiti, quindi sapete che a me mi trovate qua e sugli altri canali, anche su Facebook, potete comunque interagire con altra gente che è come noi. Allora, vediamo un pochino. Ciao Vale, che rabbia la sentenza. Lud Barton, lo so, però calma, nel senso noi faremo ricorso e vediamo. Insisto, secondo me è meglio che perdiamo ricorso perché se no ci faranno del male dopo, fisico. Non so cosa augurarmi, sinceramente. Giusto così, il giudice sportivo solo domenica l'ASL ha vietato la trasferta e non sabato come hanno detto i napoletani. Il Napoli ha dichiarato il salto, domenica il falso. Verona-Roma 5 secondi 3-0. No, 5 secondi no, amico mio, c'è stata la cosa di Diavarà, anche per me quella cosa là è stata una cosa di poco buonsenso perché la Roma non aveva avuto nessun vantaggio a dichiarare, avevano le altre liste libere, è stato proprio un errore burocratico stupido. Sono stati puniti sempre per non creare un precedente. E vabbè, anche per me quella è stata una decisione sbagliata. Però tu non devi dimenticare sempre la questione genua e il dichiarare il falso è una falsità che dici tu, perché ci sono le ricostruzioni. Io adesso non mi devo mettere io a stare col telefonino a che ora ha mandato ADL il messaggino, a che ora
l'ASL ha bloccato, non è compito mio, lo deve fare il Napoli. Io da tutte le ricostruzioni che ho sentito mi risulta che il Napoli si è mosso in tempo e che la Lega invece prendeva tempo e non rispondeva. Questo è tutto. Amici bellini hanno paura, ecco da dove nasce il 3-0 e noi commentiamo solo con una parola, vincere. Raffaele Morra, io questo discorso della paura che loro ci imputavano a noi, io l'ho contestata ampiamente perché, ripeto, dal mio punto di vista il Napoli ci arrivava meglio, non hai Zielinski? Benissimo, ci metti Demme, non hai Elmas? Benissimo, sposti Lozano sulla sinistra e Politano sulla destra e te la puoi giocare tranquillamente. Vuoi mettere Fabiano sulla destra più alto? Benissimo. E fai giocare Lobotka dietro. In un modo o nell'altro il Napoli aveva le carte, cioè Petagna in panchina, Mertens, Osimhen, stavamo benissimo ragazzi. Quelli che non so in che forma si trovavano erano un Dybala in dubbio, messo in formazione sulla formazione farlocca quando sai che non si gioca. Arthur che praticamente adesso gioca Arthur con Betancourt invece di McKennie, stava giocando McKennie, quindi mi è sembrata un attimo una formazione farlocca. Di sicuro non avevano a disposizione Alexandro, di sicuro in difesa sono in emergenza perché non hai De Ligt e sinceramente la Juve vista con la Roma non mi è sembrata irresistibile, una Juve che lascia parecchi spazi e con Osimhen e Mertens che cominciano a prendere confidenza, sinceramente non lo so. Non lo so, secondo me andavamo meglio noi, non lo sapremo mai. Quando si rigiocherà questa partita ci saranno altri indisponibili. Io avevo immaginato e proposto che se si fosse rinviata Gattuso poteva come principio, come simbolicamente non schierare Elmas e Zielinski e Insigne, anche se Insigne recuperasse perché per dimostrare ma paura di che? Ce la giochiamo con quelli che avevamo, non problema. E loro avrebbero risposto mettendo tutti gli indisponibili che poi avrebbero recuperato al 100% perché vincere è l'unica cosa che conta per loro. Noi invece ci dobbiamo divertire perché quest'anno, mai come quest'anno, noi siamo un outsider che deve entrare in Champions. Per vincere lo scudetto ci sono loro, c'è l'Inter che ha speso un sacco di soldi e ha comprato tutti i vecchietti e poi c'è l'Atalanta che continua già a dimostrare di essere a confermarsi una grande squadra, c'è il Milan in fiducia, insomma noi ce la dobbiamo giocare con queste qua. Milan, Atalanta, Roma, Lazio, Fiorentina che magari potrebbe fare però dipende da Iachini, insomma. Questo è Stermi HD. Secondo me il Napoli andava punito, altrimenti le società approfittavano della situazione e si creavano problemi, ma la sconfitta a tavolino con il punto mi sembra eccessivo. Stermi, ho capito il tuo discorso, però purtroppo non è eccessivo nel senso che scatta in automatico. L'unico modo per punire era questo. Però ripeto, le società non potevano poi approfittarne un secondo momento perché dovevano avere un caso Genoa alle spalle per poter dichiarare la forza maggiore. Che poi non lo dichiarano loro, lo devono dichiarare le ASL. Questo è il punto. Allora, già sto immaginando il video. Lo so, Lud, vabbè, ma poi non è che noi dobbiamo andare a dare visualizzazioni agli altri. Uno se le vede se se le vuole vedere, ma non lascia veramente il tempo che trova. Poi ognuno ha una linea editoriale. Io ho preferito parlare più di cose di tattica. Poi è chiaro, quando c'è la news la devi affrontare, devi parlare di quello che è il discorso del giorno. Però, insomma. Valerio, trovo questa sentenza assolutamente ingiusta. Dammi il 3-0 a tavolino, ok. Anche se potevamo battere tranquillamente la Juve quella sera, però il punto non lo trovo giusto. Vince, sono d'accordo. Purtroppo le due cose sono legate. Mi tirerei fuori da un sistema completamente corrotto. Alberto Lorusso, guarda, io mi aspetto addirittura che De Laurentiis faccia una cosa del genere, nel senso, una delle sue minacce, ci iscriviamo al campionato di San Marino, mi iscrivo alla Premier, mi aspetto un tweet del genere, poi lo devi poi far seguire da come si dice, dai fatti però, perché se fai sempre la sorta di minaccetta e poi non fai niente, il tifoso si sente pure preso in giro, perché ci sono stati dei soprusi a cui il Napoli non ha poi reagito in maniera seria, no? E allora dico, ma perché non fai il dossier? Ma perché i video Moviola li devo fare io su YouTube rischiando di essere demonizzato e demonetizzato?
e il rischio che mi bloccano il video del canale quando lo deve fare il Napoli, il video sul dossier su tutti i punti inondati. E queste sono quelle cose che ti fa pensare che forse il secondo posto De Laurentiis va più che bene, se ne fotta assai perché poi ci mangiano un po' tutti, e anche che sembra quasi che loro più di tanto il passo più lungo della gamba non lo fanno quasi perché è già deciso. La Juventus è stata punita, Calciopoli eccetera eccetera, dopodiché loro hanno minacciato di fare causa alla Lega Calcio: se non ci fate rientrare subito nel calcio che conto, noi vi facciamo causa per non, mi pare che fecero una minaccia di causa per 200 milioni di euro, una cosa che avrebbe mandato in bancarotta la Lega Calcio. Ma ora vuoi che la Lega Calcio non dica: ma prego signori miei, ma quando mai? Mantenete Buffon e Del Piero in campo, ritornate subito in rosa, ritornate subito in Serie A, che poi stendiamo i veli pietosi, stendiamo i tappeti rossi e si parte da Montari e non si finisce più. E si immagina che 10 scudetti consecutivi ci costa questa Calciopoli, che loro continuano a dire Farsopoli, perché continuano a rinnegare le cose che sono state sono usciti proprio le intercettazioni, i video delle domande in tribunale sono a disposizione di tutti. Ma che scherziamo? Ma che scherziamo? Ma non scherziamo. Non scherziamo. Le motivazioni quando escono non lo so, ci saranno dei tempi tecnici, probabilmente stesso stasera. Se ci tolgono i 3 punti la partita si giocherà lo stesso? No, la partita è persa. Si giocherà solo il ritorno. Non fare il complottista, Robert, lo so, e ogni tanto mi parte la vena e faccio il complottismo. Mamma mia che schifo sto campionato, peggio di quando abbiamo perso col Parma l'anno scorso. Lore, ce lo ricordiamo tutte e due le volte, con rigori interessanti. Si è detto che De Laurentiis abbia avvertito l'ASL, ma se non lo avesse fatto sarebbe andato tutto liscio. Ma non può funzionare così, perché quando tu hai positivi tu devi avvertire l'ASL. È così che funziona da protocollo sanitario, no? È così che purtroppo una società si deve comportare. Poi l'ASL ti deve dire cosa devi fare. Un pochino quello che non ha fatto Preziosi, a quanto abbiamo capito, nel senso che magari sì, i tempi tecnici del Genoa io non li posso sapere, non li so, ma mi immagino che Preziosi abbia preso sotto gamba questa cosa, perché Zappacosta poi ha dichiarato che loro sapevano dentro di loro che stavano partendo, che dovevano aspettare di più, che partivano con quel rischio, e poi si è visto che 10 di loro erano in campo positivi. I tempi tecnici sono complicati da stabilire quando c'è questa incubazione. Stiamo parlando di una scienza che non è al momento esatta, perché è un virus nuovo che i medici stanno imparando giorno per giorno. È complicato, è maledettamente complicato. Bisognava semplicemente prendere un pochino di buonsenso. Dice: il Napoli ci sta guadagnando a non giocare con la Juve in questo momento? Ditemi voi quello che credete. Io credo di no. Io credo che è meglio affrontarla adesso, prima che la Juve di Pirlo diventi la Juve del maestro e siano recuperati tutti quanti e tutti imparano il nuovo schema. Per me era meglio giocarla là. Il Napoli che cosa... Se si rinviava, si poteva rinviare a ieri. C'erano i tempi tecnici per rinviarla a ieri. C'erano i tempi tecnici per dire ai famosi... come si dice, ai nazionali: un momento, caso eccezionale, non si parte, a Nation League non se ne frega nessuno, andiamo avanti, giochiamo. Oppure i nazionali nostri sarebbero partiti, ma guarda caso Mancini i nostri nazionali Insigne, Di Lorenzo e Meret non li ha convocati a livello precauzionale. Allora tenevo paura che il focolaio poteva scoppiare. Vedete la contraddizione in termini? La contraddizione in termini. Mancini dice: però l'ASL non deve comandare, deve comandare il calcio, altrimenti come si fa? Però tu a Di Lorenzo e a Meret non li convochi perché hai paura. Mentre per Bonucci e Chiellini aspetti la decisione dell'ASL, mentre quegli altri partono per la nazionale senza aspettare nessuna decisione. Ma veramente stiamo facendo? Ma veramente? Io più parlo e più escono dettagli che non tornano, che ognuno fa quello che vuole, il più potente viene poi tutelato, e invece quello che sa da ranguol siamo sempre noi fondamentalmente. Cioè, De Laurentiis senza mascherina, benissimo, sei un untore, sei un irresponsabile, devi essere denunciato dal Codacom perché hai rischiato di infettare tutti i presidenti d'Italia.
Agnelli senza mascherina, vabbè, sarà capitato, non escono notizie, non se ne parla. Vabbè. Di conseguenza, immaginate solamente se il Napoli fosse partito con il peso di Genoa addosso, con i positivi che mano a mano uscivano, mamma mia, già leggo i titoli sui giornali, il Napoli irresponsabile, l'ASL aveva detto che era pericoloso partire, il Napoli parte lo stesso, mettono a rischio guarda, veramente non ce la faccio, non ce la faccio ad immaginare una situazione peggiore di quella. Meno male, Dio benedica l'ASL, l'intervento, chi è stato, chi non è stato, benissimo che sia venuto il 3-0, non me ne fotto proprio, perché poi i punti veramente lasciano il tempo che trovano, ma l'essere costantemente attaccati, quando invece le stesse cose succedono e invece non succedono le stesse cose dall'altra parte. Una cosa che io dico sempre, e poi mi comincio a leggere di nuovo i vostri messaggi, a me non sorprende l'atteggiamento della Juventus, i tweet arroganti. Noi siamo in campo, Dove siete? Non vi vedo, mettiamo subito, facciamo il riscaldamento. A me non mi sorprende quello. A me mi sorprende sempre la reazione dei media, che giustificano e che trovano sempre una pezza a colori quando vedono queste cose qua. E l'esempio più eclatante che mi viene in mente è il famoso Meret Ronaldo, quando si inventarono, pur di difendere quella decisione, l'intenzione del fallo. Meret non tocca Ronaldo, basta l'intenzione del fallo, sa da espellere, sa da... Allora è quello che a me è la spada tratta, no? Nel difendere una cosa e nel creare una narrativa che poi venga data in pasto ai tifosi della Juventus, che poi vengono sotto il mio video e dicono rosicate, c'è l'intenzione del fallo. Allora voi create questa narrativa e chiaramente noi non possiamo più parlare di cose logiche e normali, perché avete creato la narrativa così. Si è creata questa narrativa quando c'è stato il fallo in Cagliari-Genoa? Non mi pare proprio. Si dice non è fallo, è stato un errore dell'arbitro, andiamo avanti. Nello stesso momento, mentre mi sorprendo ogni volta, non mi devo sorprendere perché loro sono un altro ente privato che fa capo a dei tifosi, e quando i tifosi in maggioranza vogliono sentirsi dire delle cose le dicono, e quindi anche le telecronache sono faziose e tutto dipende da chi ha più tifosi e che decidono economicamente. Mi calmo un attimo. Allora, andiamo a leggere. Però è colpa pure vostra che alimentate questo sistema di merda e Sky ha chiuso da me. Fabio, hai ragione, ma molta gente si è scocciata, Io, vabbè, in primis, ovviamente mi devo comportare in maniera diversa a livello di streaming, ma molta gente ha fatto la disdetta perché è così. Fabio, un bacio. Simone D'Esposito, buongiorno, sono entrato ora. Riassunto. Il riassunto è che ce lo aspettavamo, ci dobbiamo aspettare il ricorso. Il Napoli il ricorso probabilmente lo vince, però se lo vinciamo ci possiamo anche aspettare una ritorsione in campo, e quindi non so cosa augurarmi. Questo è tutto. Joe TV, che poi il tweet della Juve sembrava un copia e incolla della Lega. Esatto, Nico. E perché in combut, d'accordo, oppure semplicemente la pensano alla stessa maniera, e così. Gattuso giocherà, tattica, Giuseppe D'Alessandro, Gattuso giocherà con il 4-2-3-1 schierando Fabiano Lobotka e Politano, Mertens, Lozano dietro a Osimhen, con Mertens che si alternerà con lui. Che ne pensi? Giuseppe, è molto probabile questo che dici, perché erano usciti dei video che dimostrano che il Napoli voleva partire, perché il Napoli stava preparando la partita con la Juve con massima intensità, dove proprio il Gattuso stava provando esattamente questa formazione con Lobotka, Fabian a centrocampo a 2, ed è plausibile, è immaginabile che, visto che l'Atalanta gioca più o meno con lo stesso schema della Juventus, con un 3-4-1-2, dove l'uno è Gomez invece di Ramsey, e quindi un po' a tutto campo, ma fondamentalmente le due ali che vanno molto, quindi può essere pure che Gattuso dica: come l'abbiamo preparata con la Juventus, così la prepariamo con l'Atalanta, e magari posso immaginare un Demme in campo invece di Lobotka, proprio per poter seguire il passo breve di Gomez, ma dobbiamo vedere. Credo che sia plausibile una cosa del genere. Attenzione, Lut Barton
La donazione, lo screenshot che faccio in diretta, ragazzi, datemi un attimo di tempo perché devo dare soddisfazione, siete troppo bellini, il vostro supporto non finisce mai. Penso che se continuiamo così a un certo punto sparisco, non voglio farvi più piccoli, preferisco sparire dalla circolazione per darvi soddisfazione. Grazie mille. Bakayoko giocherà? Io non credo giocherà dall'inizio. Mi dà questa impressione, poi non lo so, magari Gattuso conoscendolo sa quello che può dare, però secondo me non dall'inizio, perché sì, la fisicità contro l'Atalanta sarà importante, però serve anche velocità e io su Bakayoko e la velocità ho fatto un video apposta che vi invito ad andare a vedere. Ciao Marat, buonasera. Un caffè Lud Barton, grazie mille. Il ricorso si vince al 100%, dice Luca De Lise, credo anche io. Dipenderà dai giocatori se sono forti mentalmente o no, ma con Gattuso li caricherà a molla, anzi saranno più incazzati. Ah, tu sei preoccupato per i giocatori caricati a molla? Eh sì, voglio dire, la munizione di Dem è data a uno. Perché Dem lo sapete che se si fa prendere dalla foga viene ammonito immediatamente. Speriamo di essere tesi il giusto e non troppo, perché a volte quando ci siamo caricati un pochino troppo abbiamo sofferto la pressione. Però in questo caso non ci sono i tifosi, si sentirà la voce di Gattuso e potrebbe essere una cosa buona. Marcello De Angelis, vale, ma questo giudice sportivo che insinua il dubbio sulla decisione del Napoli di non giocare a prescindere, facendo quasi capire che il Napoli con le sue domande ha indotto la stessa ASL a dire di non giocare, schifato profondamente. Sì, Marce, sono illazioni e il Napoli che si è chiusa in un silenzio stampa che posso anche immaginare perché è un'abitudine. Adesso sta parlando solamente Grassani ed è forse meglio così perché essendo un avvocato sa cosa dire e cosa non dire. Però adesso bisogna reagire, adesso ci dobbiamo aspettare delle comunicazioni ufficiali perché basta fare noi youtuber delle ipotesi, basta fare i giornalisti nelle radio delle ricostruzioni, adesso bisogna mettere nero su bianco, ci sono delle indagini, adesso basta fare, insomma, ipotizzare e immaginare che adesso si dice quello che abbiamo deciso, abbiamo saputo che Zielinski già era a casa e si è chiuso a casa quando si è saputa la sua positività, benissimo, non si è violato nessuna bolla, nessun protocollo, il Napoli non ha bolla, il Napoli non ha il J-Hotel che li chiude tutti là, il Napoli si fa l'isolamento fiduciario, ognuno nelle proprie abitazioni o a Castelvolturno eventualmente, quindi questo è tutto. Anche Ramani è positivo. No, mamma mia, è Di Madia. Non lo so. Posso fare un approfondimento. Attenzione, attenzione, attenzione. Questa poi la devo giostrare in maniera diversa. Datemi un secondo perché quando gli amici bellini sono così bellini, io devo entrare un attimo in un'altra situazione e voi mi perdonerete perché io devo dare soddisfazione a chi mi vuole supportare, ma non solo nei modi che voi state già facendo, con i like, con le donazioni qua durante la live, che sono straordinari e rendono il tutto anche più colorato. Noi siamo colorati, tra l'altro, ma in questo caso l'amico Giuseppe, che adesso vi metto in sovraimpressione, Giuseppe Schiavo, lui parte addirittura con PayPal, quindi mi gratifica ancora di più perché voi sapete, e vi ho spiegato, non ve lo devo dire, che questi qua vanno tutti direttamente al canale invece di passare per YouTube e quindi è ancora più apprezzabile e apprezzata questo tipo di supporto. Un grazie infinito che faccio veramente durante tutti i video perché ve lo meritate e voi mi state dando una nuova linfa, una nuova vita in queste giornate in cui di musica non se ne parla. Io stasera andrò a fare un live streaming musicale, ma è per la chiesa, è per un coro gospel, quindi siamo tutti distanziati, tutti con la mascherina, la chiesa è vuota e quindi farò un pochino di musica stasera, ma è una cosa che succede più o meno una volta al mese, di musica live se ne vede veramente poco, quindi veramente ogni caffè è molto apprezzato e io vi ringrazio e vi do un abbraccio intenzionale, virtuale, veramente così.
Alias Baby Fox, of course, Giuseppe Schiavo, è chiaro, è chiaro. Baby Fox, tu sei, non solo sei già abbonato e poi vai pure, sei un grande, sei un top player di questo canale. Vergogna, per me il calcio italiano è morto e non seguirò più il campionato. Pietro Senese, non l'abbiamo detto anche in occasione di Inter-Juventus e poi ci siamo cascati di nuovo? Alcuni amici l'hanno fatto, alcuni amici sono stati in grado di staccare la spina. Io di solito mi viene quella cosa così e poi dopo ci ritorno, ci ricado perché l'anno dopo per esempio viene Ancelotti, allora io mi entusiasmo e dico Ancelotti, l'allenatore vincente, vediamo se succede qualcosa, gli altri cambiano allenatore, possiamo il secondo anno di Ancelotti, vorremmo un po' che se appunto mentre gli altri stanno cambiando allenatore noi continuiamo e magari no, niente, non si può fare, è andata male anche quest'anno. E poi viene Gattuso, si annusa il pericolo, si pizzica in avanti, voglio vedere il veleno e mi entusiasmo un'altra volta perché poi Mertens fa quello che deve fare. Ho fatto il video su Mertens perché poi uno si entusiasma e vede certe cose proprio sul campo che sono quelle più belle, che è difficile lasciare una malattia, una fede, una malattia, è proprio veramente complicato. Allora, è possibile ipotizzare una probabile fondazione con Bakayoko contro l'Atalanta? Crazy Axe, ripeto, secondo me non partirà titolare, però Bakayoko Fabian è un'ipotesi. Io ti faccio un'altra ipotesi con il 4-3-3, con sia Bakayoko che Demme. Quindi Bakayoko per me mezzala, non centrale, metterei più Demme centrale e Fabian sulla destra. E poi un attacco con... mi posso immaginare Lozano o Mertens a sinistra, Osimhen e Politano come prima ipotesi, poi dopo nel secondo tempo si vede come stiamo messi. Allora, sono contenta per te stasera sì, grazie Angela. Scusa, ma come si fa per abbonarsi a Rosari De Rosa? Praticamente nella pagina iniziale del canale, no? Se tu vai su YouTube da computer, per esempio, youtube.com/caffenapoli1926, c'è un tastino vicino al tasto iscriviti, c'è un tasto abbonati e da lì poi vedi le varie, è facile. Secondo me si può fare anche da cellulare, ma da computer mi hanno detto è più facile. L'Inter in 10 era avanti 2-1. Sei sicuro che in 10 anche la Juventus sarebbe... No, non sono sicuro di niente, Alexandra, ma tu espelli Pjanic e poi vedi, perché anche in 10 l'Inter ha dominato fino alla fine, se non ricordo male. Poi è chiaro, magari espelli Pjanic, vanno 10 contro 10 e la Juve domina meglio perché si incazzano, va benissimo, però faccelo vedere, non quel fatto che stai là e fai finta di non vedere e poi quando le Iene ti vogliono intervistare tu scappi. Io quello non capisco. L'errore dell'arbitro ci sta. Non ci sta, perché stai là, sei l'arbitro migliore italiano, non ci sta quell'errore là. Il VAR che non ti chiama, non ci sta. Ne dovete parlare, ne dovete discutere, era già ammonito. Ma io non capisco perché scappi quando le Iene ti fanno la domanda. Ma rispondi, ma cosa hai da nascondere? Rispondi alle domande, tutto a posto. Rizzoli, ma non mi fate le domande, me ne devo andare. Ma perché? Rispondete. Qual è il problema? Cosa avete da nascondere? È quello che non capisco io. Anche da cellulare è semplice uguale, c'è il tasto abbonasi vicino al tasto iscriviti. Ecco, al Folla, un altro di quelli che ci dà sempre ottimi spunti. Vale, fai il fantacalcio? Quest'anno non l'ho fatto, Angelo, e sono pure contento perché sarebbe stato un macello fare una formazione logica con tutti sti positivi. Veramente non invidio chi ci ha messo soldi perché rischi che poi salta tutto, si ferma tutto. Anche una malattia si supera, tutti i tifosi napoletani smettiamo di seguirlo per questo calcio sporco. Pietro, hai ragione, anche le malattie si superano, questa è più difficile da superare. È un po' come vi posso dire, come la sigaretta, no? Che uno cerca lo sai che ti fa male, però è difficile smettere e ogni tanto cerchi delle soluzioni alternative giusto per... non è facile, non è facile. Motivazione giudice a quanto pare. Allora vediamo, fatemi sapere se ci sono poi delle novità, perché io mentre sono in live con voi non riesco a seguire proprio tutto. C'ho il cellulare che mi squilla, gente che mi scrive.
Fatemi vedere un attimino. Vediamo così, qua da un'altra parte, giudice sportivo, sì vabbè c'è gente che in ritardo mi fa sapere della sentenza, ma noi eravamo sul pezzo e quindi l'abbiamo già detto, fatemi fare un controllino. Pietra Tombale, altri amici, il buon Francesco Potito mi dice sconfitta a Tavolino, e sì ne abbiamo parlato, va benissimo così. Torniamo. Tecnicamente parlando, cosa manca al Napoli per competere con Juve e Inter in campionato? Guarda, Angelo, tecnicamente parlando, mai come quest'anno ti dico proprio niente. Cioè, la ciliegina sulla torta sarebbe stato un terzino sinistro forte, forte proprio, un Reguilon, oppure, che ne so, un profilo forte come terzino sinistro, perché sai che non avendo Gulam devi adattare ogni tanto Yusai, Mario Rui è forte però ha delle pecche, e quindi poi deve scattare la mentalizzazione e le prestazioni di quelli che già hai in squadra e potenzialmente sono forti. Koulibaly, se Koulibaly torna il Koulibaly che noi conoscevamo, non abbiamo problema, ci mette una pezza. Lo stesso Manolas, se sale con le prestazioni, ci mette una pezza, e il Napoli, anche se non ha questo equilibrio incredibile, può portare avanti e può vincere la partita. L'Atalanta è l'esempio, non è detto che per forza devi giocartela in difesa con l'equilibrio, come il Napoli poi ha dimostrato anche di saper fare conquistando una Coppa Italia. Siamo stati umili, abbiamo capito che avevamo dei problemi e quindi ci siamo messi là, abbiamo aspettato e abbiamo contrattaccato. Il Napoli quest'anno sembra voler fare di più e di meglio, vuole attaccare, vuole avere la partita in mano. Benissimo. Ha tutte le carte in regola per vincerle anche tutte contro chiunque. Devi vedere se Lozano continua con la crescita, se Fabian si sveltisce un attimino con i piedi, se Bakayoko ha un buon impatto e se, purtroppo bisogna dirlo, se i positivi non vanno poi a influire sulle formazioni che ogni volta dovrà fare. Ed è un problema che avranno tutte le squadre alla fine. È ovvio, Lukaku Lautaro ci sembra più forte sulla carta perché Osimhen deve ancora esplodere, è una mezza scommessa, però c'hai Mertens, puoi avere una buona mano da Petagna, e la Juventus conferma Ronaldo, c'ha Kulusevski, mettono Chiesa, c'ha Dybala. Insomma, sulla carta loro sono un pochino più forti in attacco, si può dire, ma io credo che in difesa e a centrocampo noi diciamo la nostra tranquillamente, poi dipende dalle prestazioni. C'è il comunicato sul sito della Lega, ok, fatemi sapere. Ragazzi, onestamente, se vinciamo la Logaribile... Ah, anche Mike, sono d'accordo, io pure dico che quest'anno, nonostante ci sono squadre forti, il Tottenham, l'Arsenal, il Milan, però il Napoli deve decisamente puntare, perché credo che il girone sia alla portata, e poi con Moschella faremo un approfondimento sul Real Sociedad, quindi iscrivetevi al canale, lasciate il mi piace, cliccate sulla campanella, perché io vi faccio pure l'approfondimento sul Real Sociedad, e chi ve lo fa? E chi altro ve lo fa? Lo sapete benissimo. Allora, sì, è alla portata, sì, ho risposto. Vale, ma è per caso un altro canale in cui parli di musica? Mi piacerebbe una cosa del genere, magari parlando dei vari generi, soffermarsi sui protagonisti meno noti. Giuseppe D'Alessandro, sì, il canale di musica è youtube.com/valeriofluido. Però finora ho semplicemente postato canzoni e insomma roba suonata, non roba non critiche musicali. Però è una bella idea, magari qualche approfondimento sul genere, perché no? Potrebbe essere una buona idea per fare anche altre cose. Allora, una fusione tra Mario e Usame, lo appariamo un terzino forte. Gulam se stesse bene. Gulam se stesse bene. Motivazione in sintesi, grazie a Francesco Esposito. Il primo intervento delle ASL non era ostativo ma prescrittivo, quindi viene meno la causa di forza maggiore e si evidenzia un atteggiamento rinunciatario del Napoli. Ok. Prescrittivo, però non era ostativo, nel senso, Francesco, aiutami a capire, cioè loro non ti stavano impedendo di partire, ma ti stavano dicendo le cose come stanno? Fammi capire. Speriamo solo che se vinca il ricorso per ripicca, se non succede come l'anno scorso, Antonio ne abbiamo parlato, purtroppo il pericolo c'è. Il pericolo c'è.
Temi ripercussioni psicologiche? Non credo, Scipione, perché di solito dopo queste cose qua il Napoli si mette sotto. Oddio, abbiamo dimostrato che nel caso di Inter-Juventus dopo con la Fiorentina abbiamo perso la testa, è vero. Però credo che questo è un gruppo diverso, Gattuso ha più in mano. Gattuso è diverso da Sarri. Sarri amava cavalcare l'alibi. Gattuso dal primo momento ha detto io non voglio sentire parlare di arbitri, non voglio sentire gente che si lamenta, voglio gente che in campo parla meno e gioca di più. Quindi sotto questo punto di vista, ok. Quello ostativo è arrivato la domenica. Benissimo. Allora, Wagyu, qua ci troviamo di fronte a una situazione dove è evidente che non è ADL che ha chiesto l'intervento dell'ASL, perché se ADL avesse chiesto l'intervento dell'ASL, l'ASL l'avrebbe fatto ostativo subito. È chiaro. Quindi se fosse stato il Napoli a non voler partire, diceva all'ASL mi devi dire questo e questo, perché altrimenti non c'è la causa di forza maggiore. Questo poi è il punto così. Se poi arriva in ritardo vuol dire che l'ASL ha fatto un errore o comunque non sono stati chiari, ma perché? Perché non c'è un precedente, perché l'ASL se ne fotta assai, fondamentalmente che il Napoli calcio venga punito, perda la partita a tavolino. Si è parlato di De Luca, no? De Luca tifoso De Luca non è tifoso del Napoli, si è detto che De Luca è tifoso della Juventus, piuttosto magari potrebbe essere un tifoso della Salernitana. De Luca certo non voleva fare un piacere a noi calcisticamente e si è visto. Quindi ostativo, prescrittivo è una di quelle situazioni in cui a maggior ragione per quanto mi riguarda, e sto parlando a caldo, non ci sto riflettendo, a caldo mi dà ancora più l'impressione che il Napoli non avesse alcuna intenzione di non giocarla, anzi erano pronti per farlo e hanno aspettato fino all'ultimo momento perché poi arriva come deve arrivare quello ostativo e si evita di incorrere in multe, di sanzioni, arresti e cose simili. Allora, il punto importante è il volo cancellato, che poi voglio dire, se sai già che l'astro ti può bloccare è normale che in preventivo ti blocchi, e certo, e questo è giusto, Solid Snake. Max Lucas, gli hanno detto di non partire, ma in quel momento non era esplicitata che fosse un'imposizione, esatto, poi il Napoli ha chiesto chiarimenti e la domenica mattina è arrivato, ma anche perché la domenica mattina, ovviamente, stiamo parlando anche di sabato e domenica, cioè momenti in cui le ASL ma sono al lavoro per te. No, sono situazioni eccezionali. Quindi ovviamente non stavano là a risponderci immediatamente, anche sotto questo punto di vista. Quindi. Giollo 2, buonasera. In tutto questo caos, comunque io penso che i giocatori a Gattuso non frega nulla di tutto questo, sono d'accordo anche Mike. Oltretutto, io credo che i giocatori, se hanno delle cose, non è non giocare, ma almeno avere la paura che non si infettano e portare questa cosa in famiglia, voglio, perché è una rottura di cazzo. Io ho, voi non tutti sapete, ma io ho dovuto fare anche io un tampone perché ho avuto un contatto con gente che poi è risultata positiva e allora anche io mi sono trovato nella condizione in cui mi sono dovuto cioncare a casa e ti senti che puoi mettere in pericolo gli altri e ho dovuto fare anche io il tampone che per fortuna quello lungo, quello che ci vogliono 5 giorni per darti i risultati, a noi comuni mortali, a loro ce ne vogliono un paio. Poi il risultato negativo, ti viene quella cosa, ah, meno male, non so, almeno mi proteggo per me, però almeno non sono io a creare un pericolo. Voglio una rottura di cazzo senza precedenti. Oltretutto a me il tampone, fino nel naso, fino nel cervello, fece malissimo. E mi hanno detto esperti del settore che ad alcuni fa più male che altri, dipende da come te lo fanno, dipende dal tuo naso, insomma, è brutta roba. Quindi io non credo che i giocatori siano contenti di continuare in questa situazione qua. Lo devono fare perché guadagnano milioni di euro. Sarebbe il colmo che si lamentassero pure sotto questo punto di vista. Però. Allora, poi andiamo a vedere, andiamo a leggere. Gli hanno detto di non partire, ma in quel momento non era esplicitata che fosse un'imposizione. Esatto, questo l'abbiamo già letto. L'Olanda ha proclamato il secondo lockdown ai ristoranti, siamo nella merda, forza Napoli. Mariano, sì, un po' tutto il mondo. Io poi guardo l'Europa e immagino che le cose che succedono in Europa poi con un po' di ritardo succedono poi in America, perché di solito, almeno questo è successo all'epoca, c'è una sorta di latenza
e poi succedono anche qua. Chissà come finirà la partita contro l'Atalanta, secondo me una delle partite più difficili, sicuramente è una tripla, l'Atalanta accetta di prendersi dei rischi, però poi in attacco sono letali e chissà se il Napoli vuole fare la stessa cosa e quindi rispondere colpo su colpo o aspettare un pochino. Io credo, e se voi seguite questo canale, io parlo di fazzoletto quando il Napoli parte da dietro con i passaggini in area tra il portiere e i difensori e il fazzoletto è pericoloso, ma temo che sia partita da Ospina, perché se il Napoli decide di accettare la prima pressione e di uscirne con qualche passaggio pulito e poi magari farne uno verticale per Osimhen, rischiamo di vedere molti fazzoletti, eh? Attenzione, attenzione. Baby Fox fa molto male, anche lui ci è passato, purtroppo. Anza, il Napoli farà ricorso e ce lo aspettavamo, quindi notizia ufficiale che ci arriva direttamente dai commenti, va bene così. Vivo in Svizzera, amo il Napoli, ma che soddisfazione vincere a tavolino anche se fosse a favore. Ah, ma sono d'accordo Pietro, ma figurati, noi mai, mai, anche la famosa questione Atalanta e monetina, ma secondo te a me mi fa piacere che poi dopo un domani, visto che le notizie poi vengono sempre modificate, calpestate, aggiustate rispetto a una narrativa o un'altra, io mi devo sentir dire voi avete vinto lo scudetto a tavolino, vergogna l'Atalanta, e poi dimenticano il gol annullato a Bologna che già stava giocando contro il Milan. Quindi le narrative, quando succedono queste cose schifose, ognuno poi le può modificare a suo piacimento per portare avanti un discorso, eccetera, eccetera. Quindi no, no, lo voglio vincere sul campo, ma figuriamoci. Tra l'altro si faceva anche un discorso un po' più approfondito quando si ipotizzava che anche la situazione Orsato-Inter così, che il Napoli potesse poi vincerlo retroattivo quello scudetto che era meritatissimo sul campo. Ora al di là poi di quello che successe a Firenze, però non lo vorrei, non me lo scriverei. O te lo scrivi adesso che ne hai 23 sul campo e vuoi fare come fanno loro sulla campo, ma poi se ce lo danno di cartone in ritardo, sinceramente non mi darebbe la stessa soddisfazione quanto me la dà immaginare che abbiamo fatto il massimo quell'anno e ci sono immagini che non ci dimentichiamo, come il gol di Koulibaly al 90esimo. Intanto siamo ottavi con un punto di penalizzazione assolutamente ingiusto, lo so Massi, però vabbè, è inutile parlare di classifica in questo momento, il campionato è appena finito, il Napoli credo sia in forma e piano piano ne uscirà e ci metteremo dove ci compete tra il secondo, il terzo e il quarto posto per tutta la stagione, questo è la mia speranza. Sì, i fazzoletti purtroppo Angela sono... Li prevedo. Ragazzi, lasciate qualche altro mi piace sfuso. Me ne avete lasciati tanti e vi ringrazio. Primo, Esposito, Francesco, cosa intendi? Anza, il Napoli farà ricorso. Vabbè, adesso mo si stanno mischiando tutti i commenti. Speriamo di recuperare un attimo gli ultimi. Cristian Acampa dice il calcio si deve fermare. Guarda Cristian, guarda, può essere pure che visti i contagi... Oh, arriviamo primi, ok Francesco, amen, amen, faccio una cosa alla Sarri che non si vede. Anzi, non la faccio perché Sarri ci ha portato male, via, via. Iscrivetevi al canale per fare piacere a quello che ha detto Francesco. Osimhen ci dà l'esempio che non bisogna mai mollare, è vero, quella è una storia bella di uno che ha avuto un'infanzia difficile, ci ha creduto fino alla fine, 1 su 1000 ce la fa, si può dire, però... È una bella storia sicuramente. Tra l'altro un'altra bella storia è quella di Gil, questo ragazzino africano purtroppo senza braccia. Io feci una donazione alla fondazione Kimbondo, se non sbaglio questo è il nome della fondazione di gente, di amici che stanno lì sul territorio ad aiutare bambini più sfortunati, meno fortunati di noi e poi anche Koulibaly e Gulam hanno fatto un video per questo Gil, questo ragazzino che se lo vedete fa una tenerezza, c'ha sempre il sorriso stampato sulle labbra, scrive mettendo la penna tra le due dita dei piedi. Oggi mi è arrivato un video da Elpidio dove lui palleggiava, una roba bellissima. Io credo che un ragazzo come Osimhen che sa quello che significa soffrire, anche se baciato dalla sorte a livello fisico,
poi andrà a restituire la fortuna che ha avuto come calciatore, andrà in queste zone dove c'è più povertà e ci sono difficoltà oggettive. Noi siamo sempre, ragazzi, noi ci lamentiamo, il calcio, le cose, però anche ci lamentiamo di quarantene, di libertà violate, però siamo sempre tra i fortunati del mondo. Ricordiamo, io chiamo sempre i white people problem, the first world problem, perché non è un problema del terzo mondo, quelli là seri, ma parliamo di problemi di gente che l'acqua potabile ce l'ha. E abbiamo il problema se mi compro la chitarra rossa o blu. Se quella blu è più costosa, quando poi vedi certi video ti rendi conto che sei fortunato. Un abbraccio a chi ci lascia, grazie per aver seguito questa diretta che ho fatto proprio a volo. Stavo pensando, faccio il video, non faccio il video, ho detto fammi andare in diretta a parlare con gli amici. Per sabato come la vedi? Fabian a destra sulla linea dei tre attaccanti retrosimile con centrocampo Bakayoko e Lobotka. Allora, sì, è interessante l'idea di Fabian alla Di Maria sulla destra, però potresti poi creare un pochino di... Cioè, chi vuoi tu? Vuoi Lozano a sinistra, giusto? E Politano resta in panchina, lo potresti fare un po' deprimere a Politano. E ho paura che Bakayoko Lobotka potrebbe essere un po' statico come centrocampo. Perché, ragazzi, là faccio questo inciso tattico e poi magari chiudiamo. La lentezza di Fabian è con palla tra i piedi. Fabian è molto dinamico. Fabian si fa vedere, si propone e svaria parecchio anche in entrambi i moduli, sia col 4-3-3 sia col 4-2-3-1. Ma è dinamico e ha una percentuale di passaggi molto alta, passaggi riusciti molto alta. Non so, credo che siano più posizionali Bakayoko e Lobotka. Lobotka c'ha il lancio e deve farsi vedere di più, però è più mezzala. Insomma, io in questa situazione ci vedrei un Demme. Insisto con Demme al centrocampo se non vuoi fare Fabian Lobotka, che potrebbe funzionare. Vorrei un po' di dinamicità con Demme, perché questi entrano da tutte le parti e ci aiuta anche Di Maria fuori rosa al PSG, mamma mia. Giovanni Napoletano vuole far giocare Bakayoko dal primo minuto e con Fabian a destra ci massacrano, troppo lento a ripiegare. Mariano De Maio, hai anche ragione tu, perché bisogna seguire i vari Gosens, i terzini che scappano, anche i centrali scappano a volte, i vari Toloi, Jim City, Palomino, scappano tutti verso in avanti, quindi sì, serve gente che corre sabato decisamente. Tattica meglio 4-2-3-1 per cercare di intercettare le palle e palloni, come dice come dice De Luca. Palle in verticale con i trequartisti. Narcos, non mi salutare, ti saluto, perché è parte del suo nome. Secondo me Zielinski non si deve tenere fuori, ma Zielinski è ancora positivo. Narcos, quindi Zielinski ed Elmas non credo si possano recuperare per la partita con l'Atalanta, restano in isolamento, mentre tutti gli altri tamponi, grazie al cielo, sono negativi. Ragazzi, Politano a destra, Lozano a sinistra, sì, questo è quello che farei, Massi, per confermare Mertens dietro la punta, il puntero, e anche per vedere un pochino Lozano a sinistra, perché dovrebbe essere la zona dove si trova meglio. Io adoro che stia sulla destra, perché per me è più imprevedibile, non sai se ti parte dentro o va verso l'esterno, e mi piace tantissimo. Però, sai, potrebbe essere a suo agio e potrebbe scappare dietro a Tebor, che pure spinge molto, e quindi le fasce saranno importantissime. Mertens è inamovibile, sono d'accordo con Francesco Esposito, ma Koulibaly non lo vedresti bene nei due a centrocampo? Nanni Marulo? Questa è una domanda che ritorna molto, sia su questo canale sia nelle trasmissioni di Paolo Del Genio. Sono d'accordo con Paolo che, avendo troppo campo intorno, Koulibaly dovrebbe in inglese si dice rewire your brain, cioè ti devi rimentalizzare e imparare tutti certi movimenti da capo. Una cosa è avere dietro solamente il portiere, e una cosa è scappare per il fuorigioco, cioè tutti i movimenti che lui ha imparato e che adesso fa molto bene. Ricominciare tutto da capo e metterlo al centrocampo
perdi un top player in difesa e puoi avere un giocatore che lo può fare benissimo per caratteristiche tecniche e fisiche, ma che dovrebbe pensare troppo per riabituarsi a certi movimenti, e quindi secondo me è uno spreco nel momento in cui abbiamo 6 centrocampisti e ce la dovremmo fare. Ma CR7 che vola a Torino pur essendo positivo, una follia, non ho capito perché, ho chiesto in giro e non mi sanno spiegare perché si può fare. Ipotizzo perché lui dica io ho la residenza a Torino e mi voglio fare la quarantena nella mia residenza. Io ero rimasto che i positivi non si possono muovere, probabilmente avendo lui aerei privati e possibilità per farlo. Oppure posso donarti 500 euro? Vincenzo, e quando mai? Però fammelo su PayPal qua, vedi? Perché è meglio, altrimenti diamo i soldi a YouTube. Non scherziamo, ragazzi, con queste donazioni troppo esagerate, i soldi conservati. Va bene un caffè. Metteresti Ospina come portiere? Sì, e su CR 7, ripeto, probabilmente questione che quelli che hanno i soldi si possono permettere anche di rischiare una multa, perché che se ne fotte. È gente che guadagna 4, l'ultima cosa che vi 4 milioni al mese. Io vi lascio con questa riflessione: 4 milioni al mese. Mio cugino mi faceva riflettere: ma tu cosa fai nella vita di così fondamentale per l'umanità per guadagnare 4 milioni al mese? Ragazzi, 4 milioni al mese significa che guadagni 1 milione alla settimana. Cioè significa che se tu sei positivo asintomatico, ok? Questa è una riflessione giusto nel finale. Attenzione, 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 no, mi devo fermare, l'amico, no, mi devo fermare, io devo dare soddisfazione, come si fa, quando siete belli, mannaggia, questo è più di un caffè, qua ci faccio, non dico pranzo e cena, ma uno spuntino ce lo faccio. Comunque la riflessione, insisto, mentre faccio lo screenshot apposito, la riflessione è che guadagna 1 milione alla settimana. E se guadagni 1 milione alla settimana e sei positivo o asintomatico e quindi non ti puoi nemmeno presentare al lavoro, ragazzi, ma di che stiamo parlando? È una vergogna. Un giocatore che poi a fine carriera, ma di cosa stiamo parlando? È il ringraziamento a WebPad, che tra l'altro lo lascio qui perché è sempre lui che non solo affronta questa cosa così durante la live perché fa vedere eccetera eccetera, ma il supporto diventa anche diretto, e allora io veramente non so cosa dire e non so come ringraziare l'amico Luigi Della Vecchia. Ragazzi, io ho finito la voce, sono un pochino come si dice, sono affamato, l'acqua sta finendo. Vi voglio bene tutti e chiedo scusa a chi non sono riuscito a rispondere, perché questa volta veramente siamo andati a tanti spettatori simultanei. Grazie per i mi piace lasciate, grazie per esservi iscritti al canale se eravate nuovi, benvenuti a tutti i nuovi. Vincenzo ha ritirato il messaggio giustamente perché 500 euro di donazione erano un poco troppi. Abbiamo fatto proprio il discorso sui soldi e sui ricercatori, come ci ricorda anche Francesco Esposito, ai ricercatori 800 euro al mese. Evitiamo di spendere soldi malamente. Se dobbiamo fare una donazione la facciamo a chi in Africa è meno fortunato di noi, quindi invito anche questa situazione qua. Vi voglio un bene dell'anima, ci vediamo sui video che poi farò sull'Atalanta, quindi video di approfondimento tattico. Speriamo di giocare, speriamo che non si ferma niente e sapremo cosa significa il ricorso, andremo a vedere. Adesso su questo video live poi molti torneranno, anche gli juventini che nel frattempo stanno leggendo la nuova narrativa. E vi voglio un bene dell'anima, un abbraccio a tutti, grazie ancora per il supporto da New York. Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, ma